Allora, beh, complimenti per il film che mi è piaciuto molto. Volevo sapere innanzitutto come avete creato l'alchimia tra questi due personaggi, che è la chiave del film, praticamente il È stato rapporto. facilissimo, facilissimo, perché vabbè, Vinicio è, credo il suo talento tu lo conosca molto bene, io ho avuto anche l'opportunità di conoscerlo come persona umanamente, è grandioso allo stesso modo e quindi è stato facile avere un rapporto con lui e quindi crearlo sul set, ma è anche stato facile per tutta la preparazione che noi abbiamo fatto al film. Abbiamo sudato in palestra insieme, abbiamo sputato sangue, quindi abbiamo visto l'uno le fragilità dell'altro, no? E quindi questo ci ha portato ad avere un'estrema facilità sul set, a riportarlo attraverso Giorgio e Massimo, perché effettivamente il legame che ci ha unito durante la preparazione poi ce lo siamo ritrovati durante tutto il film. Si vede, infatti. Vinicio? Sai che c'è, che siamo stati chiamati da Alessio e da Fabrizio a fare due personaggi che hanno un'umanità gigantesca, gigantesca, fatta di fragilità, di stanze vuote, di perdite, di mancanze. E nella preparazione di cui parlava Giacomo è stato fondamentale, Alessio e Fabrizio sono stati bravissimi a mettersi insieme, perché quell'umanità lì, se non ce l'hai come persona, è difficile da fingere. Così come è difficile da fingere la tecnica pugilistica, l'atteggiamento fisico di un boxer, è stato fondamentale che Giacomo e io in quella palestra di Giovanni De Carolis non abbiamo avuto nessun pudore nel mostrare le fragilità, perché ti assicuro che quando ti alleni con un campione del mondo ti crepa completamente. E ci siamo supportati vicendevolmente, comprendendo i vari momenti che in 2 mesi e mezzo di preparazione sono stati dagli up ai down più completi, ed è stato un onore ed un piacere condividere questo viaggio con un professionista e con un uomo come Giacomo che si è portato appresso la preparazione e il set come Vale lo stesso per me, Vinicio. un attore navigatissimo, ma come un professionista e un protagonista dovrebbe fare sempre. Sì, tra l'altro poi ci metto anche Mauro Cremonini perché avete delle scene fantastiche, ho trovato veramente grandissimo un Cremonini, veramente, Assolutamente sì, veramente bravo. assolutamente. No, ma io, se posso spezzare una lancia a Vai. favore del cast, veramente Alessio e Fabrizio hanno scelto minuziosamente ogni componente, cioè noi siamo qui nelle loro veci, ma sono tutti attori straordinari che hanno aiutato, hanno dato ognuno il suo per raggiungere il film. Sì, è vero, infatti poi è tutto molto credibile, tutto vero. L'ultima domanda brevemente, il Quarticciolo è praticamente un personaggio a parte anche. Quanto va aiutato poi nella costruzione dei personaggi? Vai Giacomo. Tantissimo, perché noi andavamo a descrivere una periferia che è poi quella degli anni 90, quindi è una periferia che magari non c'è più adesso. Però lì abbiamo trovato tante cose, abbiamo girato nella palestra popolare del Quarticciolo, che è una realtà dove dei giovani si sono messi insieme appunto per aiutare il quartiere, e magari dove tu puoi trovare tanti Giorgio e tanti Massimo, no? Dei ragazzi che sono in difficoltà, ma grazie al pugilato riescono ad avere una vita migliore, o comunque il pugilato gli insegna che c'è una via migliore, no? E quindi il posto, il luogo dove abbiamo girato ha un valore importantissimo anche per tutti i principi, quelli semplici, reali, che sono l'amore, che sono l'amicizia, la fedeltà l'uni con gli altri, che nel quartiere popolare tu trovi, perché c'è quell'umanità, quella semplicità di scambio. C'è una frase che dice Massimo verso la fine del film a Giorgio: vincendo tu abbiamo vinto tutti. Questa frase a me mi ha aperto in due leggendo la sceneggiatura, nel senso che sono due personaggi che parlano a nome di tutti, e quando questo succede in un periodo in cui purtroppo siamo stati costretti e un po' tutto sta andando verso un individualismo controproducente per tutti, recuperare un senso di comunità come questo film ci comunica penso sia veramente fondamentale, perché la periferia esiste ancora, non esistono quei valori lì nella periferia.
E questo film invece, attraverso la grande metafora del box che non morirà mai, come metafora della vita, della sofferenza, del sacrificio, del rialzarti, recuperare questo spirito di comunità, che non sei mai da solo e se vince uno vincono tutti, se perde uno perdono tutti, penso che sia quello che rende anche metafora del cinema, perché un protagonista è chiamato a parlare e a muoversi, ad agire a nome di tutti. Mi ricollego a quello che diceva prima anche per il resto del cast, soprattutto le donne di questo cast che sono fondamentali, quindi assolutamente protagonistissimi. Grazie mille. Grazie a te Andrea, ci vediamo dopo.